In una vendono le armi, un'altra la droga. Leviamoci i caschi proprio per stare tranquilli. Che ti impressionano. Sì, che cazzo ho preso avanti? Non arriva il verbale. Meno male, meno male. Che c'è? Raga, aiutate sempre se potete. La signora mi guardava spaventata. Così fa male con la ragazza dietro. Raga, stavo perdendo lo scarico. La staffetta si era svitata, le vibrazioni, Meno male che Adrian l'ha visto subito. È un alieno, Adrian. Le mie gomme sono alla frutta, l'anteriore è completamente andato, posteriore non è da meno. Anche quando becco le strisce bianche, vedete come fa? Devo portare a cambiare subito le gomme, già le ho anche acquistate. RS11, mi ci trovo troppo bene io con quelle gomme, raga. Comunque in tutto questo siamo insieme ad Adrian e stiamo raggiungendo Daniel, che oggi lo portiamo di nuovo in costiera. L'ultima volta non è andata un granché. Ma che fai? Te ne fuggi, frate, chiama mamma e padre. Stiamo attenti, questa volta per il momento non ho fatto ancora storie di dove siamo. Dobbiamo essere in pochi. Poi dopo, quando siamo fermi, facciamo le storie e non cammineremo. Che goduria! Ma che sound! Che sound! Ma quanto godo! Il bello è che c'è anche Adrian di Lavoro Spark, quindi ed apriamo anche insieme, che figata! Eh sì, guardate là! Ma quanto è bella Napoli! L'avete scritto nei commenti che era un po' che non ve lo dicevo, ma dovete sapere che era un bel po' che non scendevo. Raga, ma quanto è bella Napoli! È nata in un mio momento di felicità, in un momento in cui stavo bene e quindi è mancato un po' perché tante cose non erano al proprio posto, tante cose che ad oggi stanno ritornando piano piano al proprio posto e penso che anche dai video vi rendete conto di quanto il mio umore sia cambiato completamente e di quanto siano tornati i bei vecchi momenti. E Adrian c'ha il trucchetto, io pago. A few moments later. Raga, vedete chi è bravo e compra le Insta nel momento adatto con i kit motomaggio? Approfittatene anche voi. C'è il kit motomaggio e risparmiate un botto di soldi. Oltre al kit c'erano anche gli sconti, però adesso non ci sono più. E raga, sì, comunque se vi volete vedere la parte dove stavo perdendo lo scarico, ve la dovete andare a recuperare sul canale di Adrian, perché c'avevo la cam spenta. Tu stai tutto in modalità da spiaggia. Tutto a posto? Come va? Tutto a posto. Fammi vedere sto scarico nuovo. Questa è tanta roba. Sto fa casino, ti ho sentito da là arrivare. Sì, si sente. Andiamocene in costiera, perché se poi ti vuoi fare pure il bagno. Dai, facciamo un bagnetto in costiera. Voi già sapete dove volete andare in costiera. Vabbè, iniziamo ad arrivare in costiera, dai. E quanto abbiamo? È un'oretta. No, il problema è che ci sono tanti tutor e poi un altro problema di fondo è che lì spiagge libere ci sono, ma non c'è cioè non c'è posto per lasciare le moto, capite? Attaccata alla strada. Sì, ne trovi 3. Anche 4. Sì, ti fanno proprio il regalino. E non tanto la mia che è particolare, ma quello che rubano questo e questi. XADVT Max che ne è pieno. Inizia bene il giro. Ok, let's go. Che cazzo ho preso avanti? Ho preso qualcosa davanti, penso era polistirolo, spero di non aver sfondato tutto. Ma che cazzo, ma che c'ho la ciorta proprio, quando c'è Daniel deve succedere qualcosa all'RU. Prossima volta Tuareg. 82 kilometers later. Che palle, Velox. Che poi non c'è scritto a quanto dovresti andare. Quanto dovrei andare, scusa? Seriamente parlando però, non lo so. Andate a cagare. Ah, 40! E allora abbiamo preso il verbale. Se era 40 al limite abbiamo preso il verbale. Ma stai scherzando? Sedite qua. Sarei capace di grippare il cambio dal mezzo della coturia. Si
successo? Raga, tutto bene, tutto chiaro, avete problemi? Raga, aiutate sempre se potete. Amici motociclisti, aiutiamoci, sempre. Anche se non sono motociclisti, che sia chiaro, aiutate sempre sulla strada. È arrabbiata, è la di Adrian. Ma tutto a posto? Cioè mi è venuto proprio addosso, ma tutto a posto, veramente. A little later. E siamo arrivati, guarda là che vista da qua, che spettacolo. Che spettacolo! Io per questo amo la costiera, cioè sono un controsenso, perché mi piace, è spettacolare, però in moto è troppo pericolosa. Venire con tante persone è pericoloso, perché poi uno casa l'altro, e quello è il problema, raga. Quando è una strada che sa punire, e ha punito veramente tante persone, anche brave veramente ad andare in moto. E di guidare con prudenza. No, però c'è la zona industriale qua che non c'entra niente. Però guardate là. Fermatevi. Oh, che bello yacht. Ma chi ha detto a quello di prima? Oh, stanno anche con le moto d'acqua. Che figata, madonna il mare. No, ma poi c'è quello yacht che cazzo è. Vedete di quello che vi parlavo? Ed era proprio qua, che un nostro amico se n'è andato. Adrian, sei all'Impiedi e c'è la municipale lì, perché stai facendo questa cosa? Ma perché continui a camminare all'Impiedi? Ma per quanto l'ho schivato? Madò, che profumo di gamberoni fritti! C'è gamberoni alla brace e calamari fritti, gambi fritti. Grande, che spettacolo! Oh, ma è una palma là in mezzo, che hanno messo? Sull'isolotto finto hanno messo le cose, che figata! Io non posso piegare a destra, porco Giuda. Io non posso piegare a destra perché sennò gratto tutto lo sca. A sinistra possiamo piegare, a destra no. È bello raga, pennellarsi le curve così con calma. Ruote calde, asfalto caldo. Asfalto però, la L l'ho lasciata a casa perché pesava. Sì, che vogliamo fare? Vogliamo provare da qualcun altro? Corri proprio quella dove eravamo fermati che si era... E dobbiamo andare in costiera allora, Adrian. Se la mia R1 decide di partire però. Io fa questo fatto, quando è calda in prima non riparte, non ce la fa. È saltata la creatura, mi dispiace. La gente tremava. La gente tremava. Oh, se riusciamo a passare sotto il treno siamo fortunati. Passa sotto il ponte, vede c'è il treno. Corri Adrian, corri. Sì, si è fermato. Mi ha sentito pure Adrian, Siamo fortunati. Sì. Guarda Adrian come la butta giù, che bastardo. Bravissimo. Questa è la casa che mi dovevo comprare io. Me la comprerò lo stesso un giorno. Mi piace troppo. Era tutta abbandonata, l'hanno rifatta però. Affaccia proprio su un paradiso. Segnalate sempre a chi è dietro di voi i pericoli, così agevolate la guida ai vostri amici e li preparate, vedete? Che goduria. Oh, era qua! Era qua, era... Ti ricordi? Che spettacolo. Ciao Casco. Però sì, ci state succando la minchia, perché io travagliare ma posso. Pausa granita e si riprende il giretto. Adesso li portiamo a fare un bagnetto qui giù. Queste vespe vicino a me, ho paura di queste vespe. Ciao. Grande. Benvenuti a meta. Ma è di qua che si scende per la spiaggetta? No, più avanti. Più avanti sulla destra? Lei più avanti. No? Non lo so. Qua dispositivo targhe alterne. Però guarda, vedo la gente che ci va, vedi? E proviamo, ciao Adrian. Che dici? Magari sono residenti. Lo so, però secondo me non ci stavano nemmeno dispositivi, non ci stava niente. Vabbè, io... Vedi? Vabbè, tu ti ero fatto apposta. Ma che razza di bastardo sei?
Che belli i cessisti che salutano. No, tagliami la strada. Ma si può andare? Perché c'è scritto... Ma dovrebbe essere tracciata la barra. Andiamo. Scusami, per la spiaggia di qua. Tutto dritto. Ok, grazie. Penso diritto di qua. Dice spegnere il motore. Poi tutto impennato. Sì. Vabbè, questo è per la quiete pubblica, capito? Non disturbiamo. La signora mi guardava spaventata. Ah, si intravede il mare. Wow, che bello. Ma si può andare di qua, giusto? Non è il controsenso di qua. Non lo so, i miei dubbi, sembro controsenso. Che cazzo di casino che facciamo? È completo! Un'oretta! Si vogliono fare un bagno e se ne vogliono andare, abbiamo portato a fare un bagno. Che? La banca? 3 euro a motorino. Caro, dove le parcheggiamo? A Roce Capite? Collegare utile. Sai tu a fare bagno purissimo, ha fatto bu. Va bene. Dove posso metterla? Ah. Qua, oppure dove sta uscendo la signora, Daniel. Ma pure qua. Penso ci entri. Vai, tanto io ti... Aspetta. Ah, questo non doveva succedere. Questo ha fatto male, sì. Porco. Moments later. Che vista, raga, spettacolo. Che goduria, madonna mia, che goduria. Che grande. Prego, fateci stare tranquilli, vi voglio bene. L'ultima volta non è andata a finire bene. Prendiamoci ognuno i propri spazi. Mi metto a fianco al ragazzo che non sta con noi. Grandi, ma non vi affiancate, ho paura per la moto. Vedete perché vi affiancate? Adesso avete bloccato voi il pullman. Oh, quello sta dormendo. Tutto a posto. Oh, what? 2 minuti dobbiamo aspettare, la spengo. Vaffanculo. Ah, ma passano loro? Allora passo anch'io. Ah, ci sta autorizzando la vigilessa. Non arriva il verbale. Meno male, meno male. Oh, comunque la vigilessa. Scusami, Francesca. Baghdad. Treat me like white teeth. Don't get Scioccato, ragazzi. Ma quanti ne siamo dietro? È troppo pericoloso muoversi così. Però che spot bellissimo da fare con la macchina decappottabile. Bello, lo dovrò fare in vita mia. La costiera con una macchina decappottabile. Ci sta. Questo si fa male con la ragazza dietro. Entra dentro. Ah. Entra dentro di qua. Ecco, bravo. Vedete, le curve è possibile farle anche senza mano. Quindi la moto si guida con le mani o con le gambe? Con le gambe. Però adesso ci sono devo frenare. Ah. Goduria per le mie orecchie. Ah, che bello! Che caldo, raga, la moto sta a 100 gradi camminando, questa galleria fa paura. Cioè, sto sudando andando in moto e fa caldissimo. Cioè, non ci sta un sistema di areazione qua sotto. Puzza tantissimo e fa un caldo che si muore. Madonna mia, che ansia. Immagina di rimanere a piedi qua sotto. Oh, che cazzo, ci sono le 4 frecce. Attenzione. Ho detto, ma che sta girando questo? Ho detto, dove cazzo vuole girare? Nel muro. Era tipo il pullman di Hogwarts.
Fra, questi cosi ingannano, sembra che stai frenando, ma poi non stai frenando. Quanto sono omologati, raga, secondo voi sti cosi? Cioè, puoi tenere una cosa che lampeggia di rosso, lampeggia così dietro, ti inganna, sembrava lo stop. Oh, all'R1 a 105 gradi e stiamo in movimento, sta cuocendo, poverina. Un'altra galleria di merda. I nuovi gessisti, quelli col multistrada. Spaventato, ma io ero nella mia corsia e lui era nella sua corsia. Moments later. Raga, siamo già riapparsi qui a Napoli. Abbiamo fatto un po' di autostrada, che palle. E adesso Daniel voleva andare a Scampia, quartiere degradato, che ad oggi non è più un quartiere degradato. Cioè, tutto quello che si diceva tanto tempo fa, cose che succedevano, ad oggi a Scampia proprio quasi nulla. È ritornato Adrian! Oh, 36 km di riserva, si è fatto un'autostrada ad 80 all'ora, poverino. Anche noi insieme a lui, però. Ah! Madonna mia! Siamo nel barrio! Ha fatto vicino a me, mi porti nel barrio, che camata! Le montagne russe. Sembriamo un poco pericolosi con questi caschi, Adrian e te. Io ho pure la visiera scura, sto tutto bardato di nero. Sì, facciamo un po' paura alla gente di qua, ci guardano tutti quanti male. Ok. Compare, stanno buttando giù tutto. In una vendono le armi, un'altra la droga, in un'altra le... Non è vero, scherzo. Allora, questa è la piazza dove organizza sempre i concerti Gelier, i concerti che si organizzano. Questa pure è una cosa iconica. Dall'altra parte c'è una bella frase, se ti vuoi fare una foto c'è una frase scritta dall'altra parte che inneggia, diciamo, è una bella frase contro la camorra, diciamo, cioè nel senso contro questo ambiente che poi alla fine ad oggi non è più quello che si raccontava una volta. È stata, cioè ci sono più buone persone che cattive persone ormai in questo quartiere. E infatti adesso stanno rifacendo tutto. Io ti posso portare sotto qualche vela perché una è ancora aperta. Andiamo a vedere. Ti posso portare sotto, leviamoci i caschi proprio per stare tranquilli. Cioè noi lasciamocelo, però voi levatevelo. Perché? È perché è sempre meglio evitare, capito? Non sai chi ci sta. Che si impressionano. Capito? È facile che si possono impressionare che è il casco. Noi stiamo qua. No, ma non ti succede niente, fra, tranquillo. Cioè, io ti sto dicendo. No, ma io ti sto dicendo che io entro con l'integrale perché sto facendo il video. Quindi si capisce però io che sto facendo un video, capito? Magari voi col T-Max, che è un mezzo un po' particolare. Qua il T-Max, diciamo, è mal visto. No, non è mal visto, ce l'hanno solo persone un po' più così, diciamo. Però è un luogo comune, cioè nel senso, diciamo. Andiamo, dai, entriamo dentro. È tutto degradato. Pare, fa un po' impressione qua. Eh sì, prima ci potevi salire dentro, ma non so, si può ancora, se vuoi. Qui ci sono i carabinieri poi tra l'altro. È qua dentro, davvero? Guarda, è la caserma. E qui facevano i peggio reati. Guarda che belli napoletani che siete, perfetto. Vuoi entrare? Se resta qualcuno qua con i mezzi, sì. Il problema è che qui è franato tutto, porco Giuda. Ci sono ancora case abitate, guardate. Mamma mia, povera gente. Va, però guarda. La vedo dura. Se no di là. Ma quello penso l'abbiano rotto apposta, capito, per non far passare altre persone. Perché poi l'hanno tutti occupate, capito, queste case. Cioè c'erano persone che non gli spettava questo, dai. Qui diciamo già siamo in area dove non potremmo stare. E qui è proprio dove hanno girato le scene, quelle là di Gomorra, a volte che vedevi. Hanno girato qua. Sì. E questo, hai mai visto quella scena al centro della vela? Sì. Questa è, però era fatta sull'altra vela. Ma adesso è diventata una discarica. Sperando che rifacciano tutto e almeno creano qualcosa di bello qua, perché è un posto che ad oggi lo stanno rilanciando. Cioè le persone che ci vivono non sono più quelle di una volta. Quindi qua butteranno giù tutto e le rifaranno. Sì, è quello qua in mezzo, ce n'era un'altra che hanno già buttato giù. Vediamo se saliamo si vede. Questa l'hanno buttata giù, c'è la sicurezza. Scendiamo. Oh mamma mia. Via. Moments later. Madò, odore di frittata di maccherone o di spaghetti, che profumo. No, adesso puzza di bruciato. E anche di merda di vacca. Che tramonto!
Che vibes! Bellissimo! Buonasera! Vai, fammi vedere come ti spezzi il collo, Ale, vai! No, voglio Alessandro, vai, Ale!